Nuovo fronte del fuoco nel Pordenonese sul Monte Raut. La situazione più preoccupante resta quella di Resia. Migliora intanto la qualità dell'aria. Si attendono le precipitazioni. Allerta meteo da stasera a domani. Si fa sempre più pesante la carenza d'acqua. Al Friuli Venezia Giulia Roma destina 4,2 milioni per interventi antisiccità. 6 mesi di tempo per realizzarli in base alle segnalazioni dei gestori. Partirà a novembre e si concluderà in 6 mesi il dragaggio del fiume Corno che porterà alla piena operatività di Porto Nogaro. Intervento da 3 milioni e mezzo. La Regione annuncia la discesa in campo di un commissario. Ferie d'agosto più lunghe per i dipendenti delle aziende della Regione, a casa anche 3 settimane, così le imprese potranno risparmiare sui costi dell'energia, viste anche le incertezze sull'andamento generale in autunno. Al via la campagna abbonamenti della web Gesteco Cividale per la prima storica stagione di A2, sconti per gli abbonati storici per studenti e giovani. Il presidente Mikalic, obiettivo superare quota 1000. A tutti voi buonasera, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Continua ormai da una settimana la battaglia contro le fiamme in Friuli Venezia Giulia. Al momento la situazione che preoccupa maggiormente è quella di Resia, ma sono diversi i fronti ancora attivi e oggi se ne è aggiunto uno anche nel Pordenonese. Abbiamo fatto il punto della situazione con il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, il quale sottolinea come sia in miglioramento in tutta la regione la qualità dell'aria. Rimane sostanzialmente invariata rispetto a ieri la situazione incendi in Friuli Venezia Giulia. Sul Carso sono impegnati 2 elicotteri per lo spegnimento delle fumarole, mentre in Val di Resia, dove il fronte del fuoco è ancora attivo, sono impegnati 2 Canadair e un elicottero. Il quarto elicottero regionale è in azione anche a Pulfero, dove pare che l'incendio abbia ripreso vigore, mentre nella destra a Tagliamento l'incendio di piccole dimensioni divampato a Frisanco non desta preoccupazioni perché è in fase di spegnimento. La cosa più impattante resta in questo momento Resia e lì siamo concentrati nel cercare di contenere. Tutti naturalmente speriamo che le previsioni siano mantenute, quindi vuol dire che tra la notte, la mattina e domani dovrebbe arrivare la pioggia. Poi lì c'è il disagio anche delle persone che possono muoversi con una limitazione importante, perché il versante dà del rischio anche rispetto alle viabilità sia quella esistente che quella che abbiamo realizzato. Per quanto riguarda anche la qualità dell'aria? Sicuramente le soglie sono state superate in determinati momenti, poi nell'arco della giornata vediamo una riduzione. Questo è sicuramente un disagio che abbiamo subito, anche se oggi mi pare di poter dire abbastanza con tranquillità che le condizioni sono completamente diverse rispetto ai primi giorni. Tanto è vero che alcuni sindaci hanno addirittura revocato le ordinanze di precauzione che avevano assunto, in particolare per l'utilizzo delle mascherine all'aperto. E da questa mattina brucia in modo consistente il Monte Raut sul versante di Frisanco. La zona boschiva è impervia, raggiungibile solo da elicotteri e Canadair. Il timore è che l'incendio sconfini su altri versanti. Il sindaco Rovedo confida nella pioggia, altrimenti, dice, è dura domare il rogo lassù. Il fuoco sul Monte Raut tiene in ansia la montagna del Friuli occidentale. Dalla mattina di oggi è stato un via vai di 2 elicotteri alimentati dalla vasca riempita dai vigili del fuoco del comando di Pordenone per cercare di domare le fiamme divampate sul versante di Frisanco. Il rogo è stato innescato probabilmente domenica da un fulmine, ma la situazione pareva sotto controllo. Poi l'incendio si è esteso. Impegnati anche i volontari della protezione civile antincendio e il corpo forestale regionale. A dare supporto anche 2 Canadair che dopo i rifornimenti sul lago di Santa Croce hanno riversato 6.000 litri d'acqua a Viaggio. E speriamo che si riesca a spegnere, perché ormai è scollinato e quindi sta bruciando anche l'altro versante. È molto più boscato di questo, va giù verso la Val Silisa, quindi dalla parte di Chievoli. Sicuramente un'area molto più boscata e molto più difficile da frenare, quindi l'intervento anche di Canadair punta molto all'altro versante proprio per evitare questa propagazione.
Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Spilimbergo, anche se non c'è nessun pericolo per la popolazione. Segnalati in giornata anche altri focolai a Claute e Montereale, ma di piccole dimensioni. Preoccupazione anche ad Andreis, l'altro versante del Raut. Nel weekend la Protezione Civile ha svolto diverse pattuglie perché i turisti della domenica non accendessero roghi. Il vero alleato però resta la pioggia, attesa nelle prossime ore. L'allerta meteo della Protezione Civile metterebbe pioggia, insomma, da questa sera a domani sera. Speriamo che corrisponda alla realtà, che sia una pioggia intensa e che possa fare l'effetto che non riusciranno a fare gli uomini, insomma, in questo intervento di spegnimento. Avete sentito, si aspetta la pioggia, c'è attesa per queste precipitazioni, ma anche il timore che le piogge abbondanti, questi fenomeni localmente anche intensi, possano poi causare altri danni. La Protezione Civile regionale ha diramato per domani un'allerta meteo su tutto il Friuli Venezia Giulia per temporali, vento e grandine, un'allerta meteo dalle 21 di oggi fino alla stessa ora di domani. Il maltempo, fa però sapere il nostro previsore Antonino Renda, non porterà ad un grande abbassamento delle temperature. Sentiamolo. La giornata di domani vedrà un primo vero reale cedimento dell'alta pressione a opera di correnti più umide provenienti dall'Atlantico. Questo comporterà l'arrivo, la formazione di temporali localmente anche di forte intensità, visto che i contrasti saranno accesi tra le masse d'aria completamente diverse, l'aria più fresca in quota in arrivo e l'aria molto calda preesistente. Dunque prepariamoci a qualche temporale localmente di forte intensità, ma non pioverà tutto il giorno. Avremo anche delle lunghe pause senza precipitazioni, nelle quali comunque sia il caldo sarà piuttosto afoso per via del fatto che l'umidità sarà molto elevata. Dunque non termina qui l'ondata di caldo, che proseguirà nei giorni successivi con ancora giornate con temperature massime localmente superiori ai 35 gradi. Domani comunque sia, ovviamente nel corso dei temporali, che speriamo non facciano danni, avremo comunque un certo benessere per via del calo temporaneo delle temperature. Si aspetta la pioggia anche perché la carenza d'acqua pure nel nostro territorio si sta facendo sempre più pesante. In arrivo in Friuli Venezia Giulia 4,2 milioni di euro per far fronte all'emergenza siccità con interventi mirati in base alle segnalazioni dei singoli gestori che avranno poi 180 giorni di tempo a disposizione per realizzarli. In Friuli Venezia Giulia l'emergenza idrica si fa sempre più pesante. Il fine settimana è stato particolarmente impegnativo per i tecnici di CAFC, che hanno continuato a lavorare 24 ore su 24 per far fronte a situazioni di emergenza con la distribuzione di sacchetti d'acqua potabile o per aumentare i flussi idrici nel caso di serbatoi andati in crisi. Il CAFC, spiega il presidente Salvatore Benigno, segue 121 comuni, 7 dei quali, Paolaro, Sappada, Sauri, Spulfero, Ampezzo, Taipane e Torreano, continuano a essere monitorati con particolare attenzione. Intanto il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha messo a disposizione 4,2 milioni di euro per far fronte ai problemi di carenza d'acqua potabile in Friuli Venezia Giulia. La notizia è giunta questa mattina tramite l'ordinanza che nomina il governatore del Friuli Venezia Giulia commissario straordinario per l'emergenza idrica. Il vice governatore Riccardi ha condiviso oggi con i referenti di Acega, Samga, CAFC, Idrogea, Irisacqua e LT la necessità di fare un elenco delle opere di maggiore urgenza e ha analizzato la situazione generale. Ci sono dei punti critici su tutto il territorio, bisogna capire quali sono più delicati. Il primo che mi sento di dire che è uscito è quello di Travesio, quindi adesso vedremo che tipo di intervento misurerà Idrogea. Ecco, sappiamo già che in questi giorni sono state rifornite alcune comunità con le autobotti. Finché sarà necessario lo faremo, nel momento in cui le autobotti non ci saranno più significa che le situazioni saranno migliorate e gli interventi avranno dato loro risposta. E a proposito di emergenza idrica, a San Vito al Tagliamento sono stati esauriti oltre 200 kit d'acqua in 10 giorni e così il comune si doterà di cisterne pubbliche. Le famiglie in difficoltà sono 26, di cui 2 totalmente senza acqua. La situazione però potrebbe peggiorare.
Arriveranno nei prossimi giorni le cisterne comunali per l'acqua a San Vito al Tagliamento per far fronte al perdurare dell'emergenza idrica. Questo quanto stabilito nel tavolo tra Comune, LTA e Protezione Civile, vista la mancanza d'acqua in alcune famiglie. Abbiamo 26 richieste ad oggi pendenti, di cui 2 senza acqua. Noi andremo a dotarci di cisterne comunali che metteremo a disposizione della cittadinanza e le metteremo in luoghi strategici a partire dal magazzino comunale. Per i rifornimenti saranno presto stabiliti degli orari e le cisterne saranno presidiate. Chi non potrà accedervi sarà servito in casa con taniche e sacchetti kit. Ad Armanforte ci saranno anche gli alpini. Abbiamo terminato tutte le sacche. Ad oggi 260 sacche in 10 giorni e quindi partiremo insomma con questa nuova modalità. Attendiamo insomma che ci saranno numerose case senza acqua, quindi sarebbe pressoché impossibile garantire una cisterna per ogni singola abitazione, non sarebbe materialmente fattibile. E con la siccità cambiano drasticamente anche i paesaggi. Scene surreali tra Cividale e Premariacco, dove il Natisone si presenta completamente in secca. Qui vedete le immagini che si riferiscono alla situazione attuale rispetto a quella a cui eravamo abituati. Una situazione drammatica, peggiorata negli ultimi 7 giorni, che si era verificata solamente in altre 2 occasioni negli ultimi 100 anni, nel 1985 e negli anni 40. Questa mattina il sindaco di Premariacco, Michele De Sabat, ha svolto un sopralluogo a quella che è conosciuta come Premariacco Beach, constatando la moria di pesci, lo scenario spettrale che si presenta sotto al Ponte Romano, meta prediletta dai cittadini della zona e non solo, in cerca di refrigerio durante l'estate. C'è solo da augurarsi l'arrivo della pioggia, non possiamo fare altro, ha raccontato il primo cittadino. Tutto il letto del fiume è in secca e le poche pozze presenti sono ormai senza ossigeno. De Sabata spiega che se un tempo qui curiosi e turisti arrivavano in cerca di refrigerio, ora arrivano in tanti per osservare le forre in secca e la gola del Natisone senza acqua. Uno spettacolo all'incontrario, dice, con il fiume trasformato in un vero e proprio canyon all'americana. Purtroppo, ha aggiunto il sindaco, non sono previste né pulizie né sghiaiamenti immediati sul letto del corso d'acqua. I tempi per presentare i progetti e ricevere le autorizzazioni, conclude, sono troppo lunghi. La cronaca è morto affrontando una discesa molto impervia sul gruppo del Montasio mentre si trovava in sella la sua mountain bike. Non ce l'ha fatta un ciclista di 73 anni di Tolmezzo, precipitato per circa 30 metri lungo il sentiero 622 che da Piani del Montasio porta a Piani di là ad una quota di circa 1200 metri. A nulla sono valse le protezioni di sicurezza e il casco integrale regolarmente indossati dall'uomo per attutire l'impatto dopo il volo. All'origine della tragedia, secondo i soccorritori e gli amici che hanno chiamato aiuto, ci potrebbe essere un malore o forse un errore umano. Ed un 35enne friulano è stato soccorso questa mattina dopo una brutta caduta avvenuta durante un'attività di canyoning che stava eseguendo lungo la forra del Rio Nero in Val di Ledro in Trentino. L'uomo, residente a Pulfero, è precipitato affrontando un salto di roccia da un'altezza di circa 10 metri, riportando ferite alla schiena e traumi dorsali. Raggiunto dai tecnici del soccorso alpino, è stato recuperato con il vericello e portato in elicottero all'ospedale di Trento. Attività sospesa per 15 giorni all'Osteria Vecchia Maniago, locale che si trova in via Castello. Il provvedimento è stato adottato dal questore di Pordenone, Luca Carocci, poiché nel pubblico esercizio maniaghese, come segnalato dai carabinieri della compagnia di Spilimbergo, più volte sono andati in scena episodi di disturbo della quiete pubblica con musica ad alto volume a tarda notte che disturbava i residenti. Lo scorso febbraio il locale aveva ospitato un evento musicale violando anche le norme anti-Covid dell'attività. Era stata in quell'occasione sospesa per 5 giorni. E siamo alla pagina politica. Dobbiamo presentare un programma di governo credibile, lo stiamo scrivendo. Su alcuni temi di interesse generale per il Paese si possono trovare condivisioni tra destra e sinistra. L'ha detto il presidente della Regione Massimiliano Fedriga parlando delle elezioni politiche del 25 settembre con l'auspicio, ha detto, che la campagna elettorale si giochi sui contenuti. Il governatore ha anche accennato alla sua autobiografia che sarà presentata a settembre nell'ambito di Pordenone Legge.
È un libro che parlerà, sarà un racconto molto, non vuole essere qualcosa che insegna a qualcuno come si vive, come si fa politica ed altro, è semplicemente un racconto che, diciamo, ripercorre soprattutto gli anni partendo tutto parte dell'esperienza del Covid, per poi andare anche su profili personali ed altro. Una storia semplice, la Lega, il Friuli Venezia Giulia, la mia famiglia, edito da PM, questo è il titolo del libro che verrà presentato il 13 settembre, 144 pagine di un'autobiografia intima e sincera in cui il governatore racconta la sua storia familiare, le radici, la passione per la politica, i primi anni di militanza nella Lega e le sue ultime sfide con l'assunzione di responsabilità durante il periodo pandemico e il futuro che lo aspetta. L'anticipazione è arrivata a margine della conferenza stampa nella quale è stato annunciato che la terza edizione del premio letterario Friuli Venezia Giulia andrà allo scrittore Marco Balzano. Sul fronte invece dei temi nazionali il Presidente ribadisce la necessità di una campagna elettorale sugli argomenti e non sulla propaganda. Ma guardi, non è che sono a Salvini, alla Meloni, a Letta, a Renzi o a chi che sia. Io penso che la politica italiana debba cercare di innalzarsi rispetto a quanto fatto negli anni pregressi, dove la rissa oscurava totalmente un programma di governo. Noi dobbiamo presentare un programma di governo credibile, stiamo scrivendo, Salvini ha chiesto anche ai governatori dal loro contributo, lo faremo. Opposizioni all'attacco della maggioranza di governo regionale sulla manovra finanziaria, definita importante ma senza anima. Il Partito Democratico ha presentato oggi un pacchetto di emendamenti alle variazioni di bilancio con particolare attenzione a imprese e ambiente. Una manovra economicamente enorme, senza però anima o visione. Il Partito Democratico va all'attacco della maggioranza e alla vigilia della maratona delle variazioni di bilancio in Consiglio regionale presenta una ottantina di emendamenti. Rispetto a questo assestamento, che di fronte a tantissime risorse manca una definizione chiara delle priorità su cui secondo noi la Regione dovrebbe puntare, e sicuramente la scuola è una di queste. La scuola, perché un emendamento prevede 60 milioni per adeguamento antisismico degli edifici. Ci sono poi un aiuto alle imprese per interventi strutturali contro il caro bolletta, risorse per i comuni e non 30 milioni stanziati senza uno scopo preciso e, infine, secondo il PD, c'è la grande assenza delle politiche ambientali. L'ambiente è veramente la delusione di questo assestamento. Il 3% delle risorse totalmente impegnate, il che evidentemente è assolutamente inaccettabile. E qui ci sono proposte che riguardano il sostegno all'installazione di pannelli fotovoltaici nelle aree dismesse, proposte che riguardano la raccolta dell'acqua piovana e in generale affrontare la dispersione idrica, sostenere i comuni negli investimenti anche qui per contenere i consumi energetici. È di più di 1,5 miliardi di euro l'assegnazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al Friuli Venezia Giulia, un tesoretto molto importante che però, secondo la Regione, deve trovare maggior coinvolgimento da parte dei comuni. La riunione della cabina di regia sul Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza che abbiamo tenuto stamane è stata un'occasione per fare il punto sugli investimenti messi a terra finora da Regione Friuli Venezia Giulia e dal suo sistema degli enti locali ed anche per realizzare delle nuove iniziative a sostegno delle nostre amministrazioni locali, nella volontà comune di garantire gli investimenti sul territorio e semplificare le procedure. 1,5 miliardi sono le risorse già assegnate alla nostra Regione sulle 6 missioni. L'obiettivo per noi è consentire procedure sempre più snelle ed anche veloci per la messa a terra delle risorse stesse. Di questo, di digitalizzazione e di semplificazione appunto dell'accesso a questi bandi abbiamo parlato oggi e su questo organizzeremo un ciclo di incontri anche tecnici sul territorio da settembre per ulteriormente avvicinare i comuni, soprattutto quelli meno strutturati, alle grandi occasioni che sono sottese al PNRR. Partirà a novembre, si concluderà in 6 mesi il dragaggio del fiume Corno che porterà alla piena operatività di Porto Nogaro. Oggi a Udine l'assessore Scocimarro ha annunciato la discesa in campo di un commissario, si tratta dell'ammiraglio Aurelio Calgiore.
Progetti e finanziamenti ci sono. Ora, per disincagliare il piano dei dragaggi del fiume Corno dalle maglie della burocrazia, la Regione mette in campo un commissario. Si tratta dell'ammiraglio Aurelio Calgiore, chiamato a riportare la piena operatività a Porto Nogaro dopo anni di attesa e difficoltà. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro nel corso di un incontro sul tema in Confindustria Udine. L'obiettivo è di partire con i lavori a novembre per concluderli nell'arco di 6 mesi. Si interverrà per portare la profondità del corso d'acqua a 7,5 metri e la larghezza a 36. Noi i soldi li avevamo messi, i progetti anche, non si riusciva a partire per problemi normativi, quindi abbiamo messo in campo, come detto, le istituzioni e nel caso del commissario è un livello talmente elevato che penso sia indiscutibile la professionalità e quindi più di così non potevamo fare, abbiamo preso il Cristiano Ronaldo della situazione, quindi con lui si doveva vincere la partita. Il dialogo, come ho detto, con la magistratura è proficuo per il dissequestro che ci servirà per eseguire i lavori. Qualsiasi azione che serva ad accelerare questa grottesca situazione credo che sia benvenuta. Oltre a una lunghissima storia che parte nel 2002, dal 2019 è tutto fermo dopo l'incagliamento della nave, in una situazione ulteriormente aggravatasi dopo il conflitto dell'Ucraina, perché la necessità ora è di avere navi ancora più grandi rispetto a quelle di prima che arrivavano da Mariupol, adesso arrivano da porti più lontani. Sta creando un danno molto importante a una zona, l'Ausa Corno, che è importante per l'economia regionale e noi speriamo davvero che la Regione affronti con energia questo problema, perché veramente è troppo il tempo che è passato. E poi c'è un grande progetto che non è ancora concretizzato, ma che è una grande ipotesi di sviluppo per San Giorgio, che è l'area oltre la banchina Pittini, quella finale, che è sicuramente condizionata ad aver risolto in maniera finale e sicura e non aleatoria il problema dei fondali. Anche le vie ordinarie possono funzionare se c'è la volontà di farlo. Ben venga la soluzione che ci garantisce una soluzione più rapida. Ferie più lunghe ad agosto ai dipendenti per consentire alle imprese di risparmiare sui costi dell'energia, questo anche in vista della situazione che si prospetta per l'autunno, e così i lavoratori staranno a casa anche 3 settimane. Le ferie ferragostane in Friuli Venezia Giulia saranno usate dalle aziende per poter risparmiare. Saranno infatti più lunghe del solito. Mediamente siamo sulle 2 o 3 settimane, alcune di queste, in tempi in cui magari se ne faceva 1 o 2, per cui c'è un 50-70% in più di prolungamento di ferie. La vera sfida sarà quest'autunno, con dentro l'incognita anche del Covid. Il settore maggiormente colpito sarà quello metalmeccanico. Noi abbiamo tra l'altro come struttura di imprese una struttura medio-piccola ovviamente e molte di queste stanno soffrendo a causa anche della difficoltà, come dicevo, a reperire anche proprio dai magazzini, da componentistica necessaria, ma anche il tema dei prezzi, perché è chiaro che il gas che è aumentato in maniera considerevole sta mettendo in difficoltà tutta la nostra industria siderurgica, che non è cosa di poco conto nella nostra regione. La UIL punta il dito contro le delocalizzazioni e il precariato. Questo è successo in occasione dell'11° congresso regionale. Oggi al Belvedere di Tricesimo confronto con i rappresentanti della politica e dei settori produttivi. No alle delocalizzazioni, uno dei concetti espressi dal segretario regionale della UIL Matteo Zorn nel corso dell'11° congresso del sindacato, che tra le priorità ha affrontato la crisi di Varsila, che sarà al centro dell'incontro previsto per mercoledì al Mise. Un congresso che punta il dito contro la precarietà e sulla preoccupazione che multinazionali vogliano attingere alle ingenti risorse disponibili nel PNRR e sfruttarle per pochi anni per poi congedarsi dal territorio, come evidenziato nel corso della tavola rotonda alla quale ha partecipato l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolin insieme a rappresentanti di settori produttivi. Credo che ci deve essere un approccio europeo rispetto alle multinazionali che arrivano su un territorio, usufruiscono di fondi statali o del PNR e dopo dall'oggi al domani decidono di andare via. Ci sono problemi di crisi occupazionali, c'è un problema di occupazione precaria, perché anche le nuove assunzioni che sono state fatte sono tutte quante a termine. Su Varsila è una crisi che è inaccettabile, perché questa impresa sta facendo utili, sta facendo profitto,
ha deciso di delocalizzare la produzione in Finlandia per mere logiche di profitto, in realtà non lo dice, non lo dichiara, ma vuole delocalizzare anche la restante parte, perché non esiste una fabbrica senza produzione. Sfiorato il 6 al Super Enalotto a San Vito al Tagliamento, nel concorso del 23 luglio è stato centrato un 5 del valore di quasi 27.000 euro. La giocata vincente è stata registrata all'edicola Tabacchi di Via Maggiore. La rincorsa al 6 prosegue con il jackpot da oltre 243 milioni di euro, record nella storia del gioco, in palio nella prossima estrazione. 4.000 persone hanno assistito ieri sera al concerto evento che l'inedita coppia Venditti e De Gregori ha tenuto a Palmanova. 32 i brani cantati, una serata indimenticabile che ha visto i due giganti della musica italiana proporre i più grandi successi del loro repertorio, trasformando Piazza Grande in un mega teatro all'aperto. Sentiamo ora un breve estratto di Bomba o non bomba, ovvero il primo brano eseguito durante la serata. Pianoforte, una chitarra e molta fantasia, e fu a Bologna che scoppiò la prima bomba, tra una festa e una pianina in periferia. Ma bomba non bomba, noi arriveremo a Roma. Anche da voi, al Sasso Marconi. È tutto, noi ci fermiamo qui, tra pochissimo le previsioni meteo a cura del nostro Antonino Renda, ma prima il nostro notiziario sportivo. In primo piano la nuova campagna abbonamenti per la web Gesteco Cividale che si appresta ad iniziare la sua avventura in A2 con lo slogan travolgente. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli, arrivederci.